Un libro non si giudica dalla copertina. Viene in mente questo detto guardando il rapporto Istat e Statistiche Culturali nell'anno 2023, dove è emerso che un ligure su 6 non ha letto nemmeno un libro cartaceo. Un dato per certi versi allarmante, che però tra variabili e nuove modalità di lettura nasconde un mondo sommerso. Per buona parte delle librerie di Chiavari la tendenza generale del calo della lettura e la dismissione del supporto cartaceo erano dati assodati già da tempo. Non vengono rilevate dalle statistiche alcune novità come la promozione dei libri per i più giovani sui social network, da qui la particolare categoria BookTok, o le tendenze troppo localizzate come gli incontri con gli autori che riscuotono una buona partecipazione, le rassegne letterarie e gruppi di lettura, dinamiche positive che però devono fare i conti con il valore e il tempo che la società dà al libro cartaceo. Quando c'è un'intervista, o qualsiasi persona, a un tempo forse di più, adesso un po' meno, si vergogna di dire che non legge neanche un libro, ma questa è la situazione che viviamo. Il libro è nemico, anzi la nostra società è nemica del libro. Il libro ti costringe a fare un lavoro su te stesso, su quelli che ti hanno preceduto, e invece la lettura così delle immagini, del cellulare, del computer, che sono strumenti validissimi, io non sono contrario agli strumenti, ma bisogna saperli usare, bisogna saper usare e ritornare anche al libro, quindi per noi è fondamentale. Tra le realtà culturali sul territorio di Chiavari sono presenti alcune librerie indipendenti che cercano di portare avanti la passione per la lettura e i libri cartacei. E sostegno, devo dire che qualche cosa qualche tentativo c'è stato, ma il problema è quello di cambiare la mentalità delle persone. Noi abbiamo continuamente persone che girano e che vanno di libreria in libreria a cercare il libro. Sceglietevi una libreria, scegliete la libreria dove vi trovate bene, dove vi sentite accolti. La libreria deve essere un luogo di incontro, un luogo di approfondimento, un luogo dove aver fiducia che quello che ti viene indicato è una cosa giusta.